Green Pass da mostrare solo su richiesta dei pubblici ufficiali, come la patente per non gravare sulle spalle dei gestori dei locali, e la proposta di Fedriga che annuncia si va verso il dimezzamento del costo dei tamponi. Gli albergatori udinesi non vogliono trasformarsi in sceriffi per i controlli sulle certificazioni verdi, intanto sorridono per un numero di prenotazioni che non si registrava dal 2008, quadruplicata la presenza dei polacchi. Ha riportato numerosi traumi, ma non è in pericolo di vita l'escursionista dodicenne di San Giovanni di Casarsa, precipitato questa mattina in Val Romana per una cinquantina di metri a dare l'allarme ai compagni scout. Le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, lo ha deciso la giunta regionale. I comuni interessati sono 38, 4 potrebbero andare al ballottaggio. Squadre per l'Italia domani, il Pugliese e Milan si gioca l'oro contro la Danimarca. In semifinale oggi è arrivato il record mondiale, terza medaglia regionale dopo i bronzi di Zanni e Navarria. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Si avvicina dunque la data del 6 agosto, l'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass, e il pensiero del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga va in particolare a ristoratori e baristi. Non si può scaricare su di loro, dice, ogni responsabilità e i costi di questa operazione. Allora propone una soluzione, quella di prevedere che il Green Pass sia mostrato solo su richiesta dei pubblici ufficiali, un po' come avviene per la patente. Fedriga fa anche sapere che si andrà verso il dimezzamento del costo dei tamponi. Trattare il Green Pass come le patenti, imponendo l'esibizione solo su richiesta di pubblici ufficiali. Una soluzione che non può prescindere però da maggiori controlli. È questa la proposta avanzata da Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, per evitare che responsabilità e costi della certificazione verde siano scaricati su ristoratori e baristi. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha affermato Fedriga, intervenendo alla trasmissione Timeline di Sky TG24, ha dato la propria disponibilità al governo per contribuire a risolvere attraverso i singoli territori le criticità relative al rilascio del pass, potenziando la collaborazione tra istituzioni a vantaggio dei cittadini. Il governatore è intervenuto anche sulla questione dei costi dei tamponi, evidenziando come il protocollo che propone la Conferenza delle Regioni e il commissario Figliuolo ne prevede il dimezzamento per quanto riguarda i test rapidi. Oltre alla riduzione che verrà deliberata domani dal governo, alcune regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia, ha spiegato Fedriga, hanno già previsto dei protocolli integrativi per abbattere ulteriormente il prezzo dei tamponi a carico dei minori e delle categorie fragili. Infine il tema scuola e trasporti. Nell'assestamento di bilancio appena approvato, ha detto a Sky TG24, Regione Friuli Venezia Giulia ha finanziato il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico e ha garantito risorse alle scuole per l'affitto di ulteriori spazi nei quali tenere le lezioni e per il potenziamento del personale. Misure concrete in vista del ritorno in aula, ha concluso Fedriga. E il Green Pass divide i ristoratori udinesi. Qualcuno parla già di un calo di fatturato del 40% con l'obbligo della certificazione verde, ma ci sono anche altri operatori che sono più fiduciosi e speranzosi e ritengono che questa misura, che sicuramente richiederà dei sacrifici, se non altro eviterà misure più drastiche per l'autunno. Li ha sentiti per noi Alexis Sabot. Della certificazione verde divide i ristoratori di Udine, tanto che alcuni di loro hanno preferito non rilasciare interviste, ritenendola una limitazione la causa delle possibili perdite di clientela. C'è chi parla di un meno 40% di fatturato per l'introduzione del Green Pass, ma c'è anche chi è fiducioso e punta in questi mesi caldi a lavorare più all'esterno, sperando che questo sacrificio eviti chiusure invernali. Abbiamo scaricato l'applicazione facendo la prova con uno dei nostri ragazzi che è già dotato di Green Pass, abbiamo capito come funziona. Potremmo riscontrare delle difficoltà in quanto dobbiamo richiedere chiaramente il documento, perché dall'applicazione risulta nome e cognome tutto, quindi sono dati sensibili e quindi siamo un po' in crisi. Se fa caldo è meglio accomodare i clienti fuori e sperare che non piova. Noi siamo tutti vaccinati con 2 dosi e abbiamo scaricato questa app, naturalmente siamo pronti a tutte le proteste di questo mondo
Ho numerosi clienti che non si sono vaccinati, che vogliono mangiare fuori, per cui noi continueremo a fare il servizio fuori. E l'app scaricata, ci siamo in prima persona io e i miei genitori, quindi siamo sempre noi che prendiamo anche le prenotazioni, magari cerchiamo già di capire già dalla prenotazione se è già tutto in regola, così ci portiamo avanti un po' col lavoro. Ben venga il Green Pass se vi permetterà di lavorare in inverno. Sì, è già 2 che non li facciamo. Preferiremo fare il terzo, se questo aiuta ben volentieri, se no dovremo rivedere le cose. E poi ci sono gli albergatori che proprio non se la sentono di trasformarsi in sceriffi per i controlli. Intanto però a Udine si sorride per il numero di prenotazioni, mai così alte, raccontano dal 2008. Ci sono tanti stranieri e in particolare nell'ultimo anno è raddoppiata la presenza dei polacchi. Il turismo in città sta raggiungendo i numeri del 2008. Si tratta soprattutto di persone provenienti da Austria e Germania e quest'anno anche dalla Polonia. Una marea di polacchi, almeno 3 o 4 volte il numero consueto degli anni precedenti. Udine è la prima grossa città dopo la frontiera italiana e quindi tanti sono in transito, ma questo era già il turismo normale degli altri anni. Tanti anche vengono per proprio visitare la città e tutto quanto e vedo che sono tutti molto contenti. Siamo ovviamente lontani dalla serenità che c'era nel 2019 pre-Covid, però chiaramente ci dà speranza. Il turismo è quello prettamente della bicicletta, questo vale per noi ma per tutti gli alberghi a Udine grazie all'Alpe Adria, e adesso agosto invece si sta animando anche di arrivi di italiani. Ma sugli albergatori incombe la possibilità che per accedere alle strutture sia necessario esibire il Green Pass. Fermo restando che io sono d'accordo sulla politica del Green Pass perché tutela noi e tutela anche gli eventuali ospiti, si brancola nel buio, però non possono mettere noi ristoratori o albergatori a fare gli sceriffi. C'è grande confusione, grande attesa appunto su disposizioni che poi non sono sempre molto applicabili facilmente e non rendono la vita facile, visto che già abbiamo avuto 2 annate piuttosto difficili da un punto di vista anche dello stress operativo. Vediamo allora quali sono i numeri sul fronte della pandemia: 94 nuovi contagi e un ulteriore ingresso in terapia intensiva. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.198 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,88%. Sono inoltre 1.304 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 15 casi, l'1,15%. Il 50% dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni. Non si registrano decessi, salgono a 4 le persone ricoverate in terapia intensiva per una percentuale di occupazione dei posti letto totali pari al 2,3%, mentre i pazienti in altri reparti sono 22 con un'occupazione in questo caso dell'1,7%, dunque numeri ben al di sotto della soglia di guardia. E poi c'è il tema della scuola con il ritorno sui banchi a settembre. All'appello al momento mancano quasi 1.600 docenti, poi ci sono aspetti tecnici ancora da definire, in particolare sui trasporti. In questo senso si attendono risposte e indicazioni da Roma. I temi sono stati sul tavolo della ripartenza della scuola. Oggi la Regione ha fatto il punto con sindacati e ufficio scolastico regionale, si è detta pronta ad aumentare il numero di corriere per il trasporto scolastico. Insegnanti, regole certe sull'occupazione degli autobus e marginalmente copertura vaccinale. Rientra a scuola e si avvicina per gli oltre 140.000 studenti del Friuli Venezia Giulia e oggi la Regione con il vicepresidente Riccardo Riccardi e gli assessori Alessia Rosolena e Graziano Pizzimenti hanno incontrato Daniela Beltrame, direttrice dell'ufficio scolastico regionale, e i sindacati. Al momento è emerso come la stabilizzazione di 839 docenti non sia sufficiente, ne servono ancora 1.590, 40 in meno rispetto allo scorso anno. Attualmente, spiega Rosolena,
stiamo garantendo un monitoraggio quotidiano e cercando di intervenire su tutte le criticità. Restano comunque alcuni nodi non risolti per i quali siamo in attesa delle indicazioni del governo. L'assessore ha anche ricordato lo stanziamento di 3 milioni per far fronte alle eventuali carenze di organico, in particolare del personale ATA, e a potenziali emergenze didattico-organizzative negli istituti del Friuli Venezia Giulia. Sul fronte del trasporto pubblico invece Pizzimenti ha confermato che la Regione è pronta ad ampliare il numero delle corriere per il trasporto verso le scuole, non solo per rispettare la capienza a bordo dell'80% attualmente prevista dal DPCM, ma anche per fronteggiare un'eventuale riduzione di capienza legata a un ipotetico aumento dei contagi. Infine Riccardi ha confermato che i dipartimenti di prevenzione sono pronti ad attivarsi con 1000 test salivari al giorno in alcune scuole sentinella dell'FVG. La Protezione Civile collaborerà al trasporto dei tamponi per l'analisi. Se la copertura dei docenti è prossima al 100%, molto, ha spiegato Riccardi, resta da fare invece per quanto riguarda le fasce d'età scolare, in quanto nella popolazione regionale di età compresa tra i 12 e i 19 anni l'adesione alla campagna vaccinale è finora pari al 47,2%, di 5-6 punti inferiore rispetto alla media nazionale. Si sta discutendo a livello nazionale, c'è un confronto tra governo e sindacati sull'obbligo di vaccini per i lavoratori. Ne abbiamo parlato con il segretario generale della CGIL del Friuli Venezia Giulia, William Pezzetta, che concorda con il segretario nazionale Landini, dice che questo strumento eventuale non diventi motivo per licenziare o demansionare i lavoratori, ma sulla vaccinazione non ha dubbi. Credo che sia una responsabilità collettiva che tutti ci dobbiamo addossare, dice. Tra lei come la vede questa faccenda dei vaccini obbligatori per i lavoratori? Sì, è un tema molto delicato perché ovviamente da una parte noi parliamo della tutela della salute, della tutela collettiva della salute, dall'altra parte c'è tutto il tema ovviamente della privacy o dei diritti del lavoro, per cui sono temi molto delicati, premesso che noi siamo per vaccinare, per favorire il vaccino. Anch'io concordo con il mio segretario generale, bisogna solo stare attenti che questo Green Pass non diventi magari uno strumento per qualche azienda, per qualche titolare, magari per licenziare o per fare qualcos'altro. Credo che sia una responsabilità collettiva che tutti ci dobbiamo addossare. Non dico che sia una cosa facile andare a vaccinarsi, però lo dobbiamo fare. Che mese di agosto si prospetta per questo territorio, in particolare per le attività produttive? Non abbiamo casi per adesso, insomma, eclatanti, sia nel caso di chi fa accordi per lavorare tutto il mese di agosto, ma neanche di aziende o realtà che ci chiedono tutto il mese di agosto di stare in ferie. Ci sono situazioni di crisi, temiamo questo sì, che quest'autunno alcune situazioni possano esplodere, ma vedremo di gestirle. A questo proposito c'è il tema dello sblocco dei licenziamenti. Quanto vi preoccupa? Ci sono timori poi in particolare nella nostra regione? Nelle grandi realtà per adesso tutto sommato no, devo dire la verità che la grande industria nella nostra regione anche in epoca di Covid ha tenuto bene. Soprattutto questo fenomeno può accadere dove è molto meno presente il sindacato, penso nelle piccole e piccolissime realtà. Ripresa post pandemia, quali sono le prospettive in questo territorio? Ma noi abbiamo una grande opportunità, noi come tutta l'Europa, no? Che è quello del recovery plan, delle grandi risorse che arriveranno. Se sapremo investire bene nelle infrastrutture, soprattutto se le risorse per l'innovazione e la digitalizzazione nelle nostre aziende verrà fatta in maniera seria, noi potremo anche avere una prospettiva importante. La cronaca, malore fatale per un uomo di 65 anni di Maiano, Pierpaolo Morello, che questo pomeriggio aveva raggiunto la spiaggetta di Banco d'Orio di fronte a Grado in barca con la moglie. Inutili purtroppo i soccorsi prestati dall'equipe medica trasportata sulla spiaggetta dai mezzi della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco dell'Isola del Sole. Era stato inviato anche l'elicottero sanitario insieme ai militari dell'Arma. La salma è stata trasportata in porto a Grado dagli uomini della Guardia Costiera che hanno coordinato l'intervento.
Ed è stato portato in salvo l'escursionista dodicenne di San Giovanni di Casarsa, precipitato questa mattina per una cinquantina di metri lungo il sentiero 518 che dalla Val Romana sale verso la capanna Cinque Punte nelle Alpi Giulie. Il ragazzino ha riportato diversi traumi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. È caduto sotto lo sguardo degli amici, tutti scout. Sono stati loro a lanciare l'allarme e sono subito intervenuti gli uomini della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino di Cave del Predil. I compagni di escursione del ragazzino, tutti scout, stanno bene e sono stati scortati dai soccorritori lungo il sentiero fino alla pista forestale della Val Romana. Il dodicenne, stabilizzato, imbarellato e imbarcato sull'elicottero, è stato portato all'ospedale di Udine. 3 infortuni in poche ore in Friuli, più gravi a Sacile. Un uomo di 63 anni del posto ha riportato una vasta ustione alla schiena, è rimasto folgorato mentre lavorava in una cabina elettrica nella zona dello scalo ferroviario. Sempre a Sacile, nella fabbrica Carton, un operaio di 50 anni di Caneva è rimasto incastrato con le gambe nel rullo di una macchina operatrice. Entrambi sono stati elitrasportati a Udine. A Paularo, invece, un giardiniere di 38 anni di Tolmezzo è rimasto ferito mentre stava potando una siepe. È scivolato ruzzolando lungo una scarpata ed è stato portato in ospedale in ambulanza. La Giunta regionale, in accordo con il governo, ha fissato per il primo weekend di ottobre le elezioni amministrative che coinvolgeranno 38 comuni, 4 dei quali con più di 15.000 abitanti, che dunque potrebbero andare al ballottaggio. La data era stata anticipata proprio da Telefriuli la scorsa settimana. Le sfide più importanti sono quelle che riguardano Pordenone e Trieste. Dopo la conferma ufficiosa emersa venerdì, quella semi-ufficiale di sabato della senatrice di Forza Italia braccio destro di Silvio Berlusconi, Lucia Ronzulli, ora arriva la certezza. Le elezioni amministrative saranno il 3 e 4 ottobre. Lo ha reso noto l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, il quale conferma che le urne saranno aperte su 2 giorni, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Sono 38 le amministrazioni comunali chiamate alle urne, 4 quelle con più di 15.000 abitanti che, nel caso in cui nessuno dei candidati riuscisse a superare di un voto la soglia del 50%, saranno chiamate al ballottaggio 2 settimane dopo e dunque il 17 e 18 ottobre. Nel dettaglio si tratta di Trieste, Pordenone, Cordenonsa e San Vito al Tagliamento. Drenchia con 134 abitanti sarà il comune più piccolo, seguito a ruota da Dogna con 192. Complessivamente sono 472.767 cittadini chiamati alle urne, di cui 285.920 anche a un possibile ballottaggio. Inizialmente era previsto il voto in primavera, ma il livello ancora alto del contagio ha spinto il governo ovviamente a chiedere uno slittamento in tutto il paese per consentire anche una campagna elettorale in tranquillità. Il voto autunnale era stato cancellato in regione, ma con l'arrivo della pandemia era stata reintrodotta una finestra dal 12 settembre al 14 novembre. Passano da 5 a 30 i giorni di chiusura per il pubblico esercizio Carnoso Garden and Grill di Roveredo in Piano. Al centro di un controllo di polizia eseguito venerdì scorso sono state accertate violazioni delle normative anti-Covid e attività abusiva di discoteca. 30 i giorni di chiusura per il locale Carnoso Garden e Grill di Roveredo in Piano. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Pordenone Marco Dorisio per la violazione anche delle normative Covid riscontrate nella serata di venerdì scorso. A seguito di un controllo erano state trovate 150 persone. Alcune ballavano senza mascherina e senza distanziamento durante una serata di fatto musicale con la presenza di un DJ. Una decina di ragazze con body sgambato erano state trovate ballare anche loro e aggirarsi tra i tavoli per poi dileguarsi alla vista dei poliziotti. In prima battuta l'attività era stata chiusa per 5 giorni, ma a seguito di ulteriori accertamenti è scattata una denuncia nei confronti del DJ. L'uomo avrebbe creato un clima di ostilità contro gli agenti e dalla console con il microfono aperto avrebbe dileggiato e schernito il funzionario di polizia e il personale in uniforme, poi applaudito dal pubblico. È stata accertata anche l'attività di discoteca abusiva. Da qui il nuovo provvedimento quindi di sospensione dell'attività per 30 giorni.
Trasportava 19 migranti all'interno di un furgone fermato dalla Polizia di Stato questa mattina presto, dopo essere uscito dall'autostrada al casello di Udine Sud. Un cittadino ucraino di 50 anni è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli stranieri del Bangladesh erano in buone condizioni di salute, avevano pagato 2.000 euro a testa per entrare in Italia. Vendevano farmaci anti-Covid in rete, ma anche altri medicinali illegali per la cura dell'epatite e della disfunzione erettile. Così 90 siti web sono stati oscurati dai carabinieri del NAS. Tra i mesi di giugno e luglio i carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute hanno dato esecuzione a una serie di provvedimenti di inibizione all'accesso dal territorio nazionale, cioè hanno oscurato 95 siti web collocati su server esteri e con gestori non individuabili, sui quali venivano promosse e offerte anche in lingua italiana varie tipologie di medicinali correlate pure all'emergenza pandemica da Covid-19. Si tratta di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione vendibili solo in farmacia e anche di medicinali con particolari restrizioni d'uso e specifica indicazione di impiego clinico o sperimentale in relazione all'infezione da SARS-CoV-2. Nella vetrina virtuale di un marketplace per gli utenti italiani sono stati oscurati 12 annunci relativi a medicinali contenenti un particolare antivirale per il quale l'AIFA ha già precisato l'assenza di autorizzazione per l'uso in Europa e la mancanza di evidenze scientifiche di efficacia nel trattamento e la prevenzione del Covid-19. Tra i prodotti presenti sui siti oscurati anche farmaci illegali contro la disfunzione erettile o contenenti sostanza a effetto dopante o antivirale non riconosciuti per la cura dell'epatite C. 6 siti infine proponevano prodotti contenenti acido cianidrico altamente pericolosi per la salute. Prenderà il via entro l'anno la ristrutturazione del Palamostre di Udine, attesa ormai da diversi anni. Al fin dunque ci siamo con il Palamostre di Udine, si porrà a mano in sostanza alla struttura? Sì, il Palamostre praticamente abbiamo provato oggi in giunta il progetto definitivo e esecutivo, quindi vuol dire che siamo pronti per la gara. I lavori praticamente dureranno circa un anno. Se riusciamo a fare la gara e ad aggiudicare l'impresa entro la fine dell'anno, io credo che alla fine del 2022 dovremo aver realizzato quello che è il recupero di tutta la parte strutturale del Palamostre, la parte architettonica, tutto il tetto e il sottotetto, verranno fatte le sale espositive, verranno creati anche gli ascensori interni per poter accedere, ma soprattutto verrà eliminato in tutti e 3 i blocchi, verranno eliminato con il superamento delle barriere architettoniche. Ci saranno nuove sale espositive dove troveranno spazio opere che attendono da anni di rivedere la luce. Fra i tanti lavori previsti a Udine in cantiere è anche la sistemazione del manto stradale di via Pracchiuso, dove dovrebbero trasferirsi gli uffici della prefettura. Avevano parlato già doveva essere entro la fine dell'anno scorso, poi avevano avuto dei problemi di arredi, sembra di capire che quest'anno sia la volta buona. Quindi quest'anno credo che la prefettura possa trasferirsi, anche perché noi dobbiamo poi fare alcuni lavori sui locali della prefettura. Il Comune di Udine ha messo a disposizione 6 alloggi per famiglie in difficoltà. A Udine 6 appartamenti del Comune saranno messi a disposizione di chi attraversa una fase delicata sotto il profilo socio-economico e fatica a fronteggiare i costi dell'acquisto di un'abitazione. Si tratta di 3 alloggi in via Mantova, 2 in via Gortani e 1 in via Pirona. Possono essere utilizzate da persone che si possono trovare anche a causa del difficile momento della pandemia in difficoltà e quindi possono essere messi appunto a loro disposizione. Possono essere nuclei familiari, soprattutto con minori, o anche singoli. Pensiamo magari al papà separato che momentaneamente non trova un immobile dove sistemarsi, e quindi la decisione appunto è stata quella di fare di solito, rispetto al solito, il percorso contrario, cioè revocare la dismissione e rimetterli invece all'ambito in modo che li possa utilizzare appunto per questo tipo di finalità. La storia d'amore di Lucina e Luigi, i Giulietta e Romeo friulani, sarà celebrata attraverso un percorso che da Tarvisio porterà a Udine, che sarà segnato da panchine a forma di cuore. Una sarà posta in Piazza Venerio a Udine.
Dal balcone di Giulietta e Romeo di Verona alla panchina a forma di cuore in piazza Venerio a Udine, di fronte al palazzo, testimone della storia d'amore tra Lucina e Luigi. Sono tante le analogie fra le due leggende, tant'è che tra il Friuli e il Veneto si è creato un percorso ideale. La grande storia d'amore di Romeo e Giulietta, celebrata da Shakespeare con i suoi protagonisti friulani, Lucina e Luigi, e attorno a questo è stato costruito dagli architetti Borrella un percorso dell'amore con delle panchine a forma di cuore che verranno collocate dalle città di Tarvisio per passare poi ai molti comuni del Friuli, da Brazzacco a Udine. In piazza Venerio sarà, ove si è celebrata la grande storia d'amore, ci verrà collocata questa panchina realizzata in acciaio cortene, potrà prestarsi a tante foto degli innamorati e poi con collegamenti anche sui social, con un QR code in cui si potranno dare tutte le informazioni necessarie ai turisti e con tutta una serie di applicazioni sui social per promuovere il territorio del Friuli e Udine in particolare. Era presente anche la cantante di Monfalcone, Elisa Toffoli, questa mattina a Lignano Sabbiadoro all'inaugurazione del nuovo skate park al Lab Park in Piazzale Roma, il nuovo impianto di eccellenza a livello nazionale. La cantante, affezionata, praticante di questa disciplina sportiva, assieme ai figli ha voluto vedere e testare di persona questa nuova struttura che permette di eseguire evoluzioni su delle rampe. Elisa, incuriosita dal nuovo progetto, è arrivata a Lignano, ha voluto ricevere informazioni anche sulla piastra, la zona percorribile in skate che ha la dimensione di 25 x 50 metri, rendendo questa struttura di skateboarding tra le più importanti a livello nazionale. L'uso dell'impianto è gratuito ed è consentito alle persone munite di skateboard dalle 8 alle 13 e dalle 15:30 alle 23. È probabile che nei prossimi giorni la famosa cantante torni a testarla. Domani mattina alle 11 il buiese Jonathan Milan scenderà in pista insieme alla nazionale italiana a caccia dell'oro nell'inseguimento. Oggi Milan ha vinto con i compagni la semifinale contro la Nuova Zelanda, facendo segnare anche il record mondiale della specialità. E ora Buie e la ciclistica buiese, dove è cresciuto, sono pronte a festeggiare. Che sia oro o argento, domani alle 11 la medaglia che Jonathan Milan riporterà in Friuli sarà la più preziosa guadagnata finora dalla spedizione regionale alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo i bronzi di Mirko Zanni e Mara Navarria, il ciclista buiese ha prenotato la terza medaglia friulana, superando con la nazionale azzurra di inseguimento su pista la Nuova Zelanda di appena 90 centesimi ed entrando di diritto nella finale più ambita, intascandosi anche il record mondiale. Domani contro Milan, Ganna, Consonni e Lamon ci sarà la fortissima Danimarca, che oggi si è guadagnata la finale per decisione dei giudici dopo lo scontro tra un atleta danese e uno della nazionale della Gran Bretagna. Jonathan, classe 2000, è alla prima Olimpiade della sua carriera, ma non certo alla prima medaglia. Arriva da un bronzo ai mondiali e 2 argenti agli europei, dopo una fulminante carriera da under che l'ha portato anche a vincere il titolo italiano a cronometro. E tutto è incominciato in seno alla ciclistica buiese, dove ha corso tra i giovanissimi, come 30 anni prima aveva fatto il papà Fausto, anche lui ciclista, anche lui diventato professionista. Come sempre noi non chiediamo grandi prestazioni quando sono piccoli, deve essere un gioco e i frutti si vedono magari con altre maglie, magari con maglie molto più prestigiose come quella della nazionale. Lui ha corso con noi 2008-2009 da giovanissimo e poi è ritornato con noi nel 2015 come allievo, però non è emerso, insomma, diciamo l'impostazione sportiva della famiglia ha certamente giovato a ottenere risultati di grandissimo pregio, fra l'altro lui non ha neanche 21 anni e quindi siamo contentissimi. Per le altre emozioni olimpiche vi rimando tra pochissimo l'appuntamento con Sport FVG e poi come sempre le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Arrivederci.